Buongiorno e ben ritrovati in questo primo giorno di aprile insieme come ogni giorno per raccontarvi i fatti principali della giornata dai nostri inviati dalle province del Veneto, e poi ci sarà anche spazio per approfondimenti dal punto di vista dell'economia, perché domani scatta l'ora X con l'applicazione dei dazi annunciati dal presidente americano. Avremo modo di approfondire il tema con collegamenti e ospiti, ma lo sapete bene voi che ci seguite quotidianamente, c'è la cronaca sempre in primo piano, cronaca che ci porta a Zero Branco, dove ieri un anziano ha perso la vita annegando nel fiume Zero, stava raccogliendo dei bruscandoli, probabilmente ha perso l'equilibrio, è scivolato ed è morto annegato. Ma ci racconta tutto in diretta il nostro Filippo Fois insieme a Nicoletta Rizzetto, con lui il sindaco Durigon e il consigliere Dalbò, che tra l'altro ha proprio assistito alle operazioni di recupero del corpo di Sergio Lorenzon. Questo è il nome della vittima. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci prendiamo la linea dalla frazione di Sant'Alberto in questa splendida oasi di verde in comune di Zero Branco, ed è proprio dove vi sta mostrando in questo momento Nicoletta Rizzetto il luogo in cui è stato adagiato il corpo del povero Sergio Lorenzon, che era stato visto galleggiare già privo di vita da alcuni passanti. Come detto bene, sono assieme al sindaco Luca Durighetto e al consigliere Giuseppe Dalbò, il quale tra l'altro abita proprio qua di fronte ed è stato uno dei primi ad accorrere. Certo, mi sono accorto subito che c'era qui gente che cercava di fermare qualcosa, allora sono venuto subito e due ragazzi qui stavano già fermando il cadavere che veniva da circa 1 chilometro lungo il canale. Ecco perché lui abitava proprio qua dietro alle nostre spalle. Circa 1 chilometro d'acqua ha fatto. Il canale non è tanto profondo, veniva giù a pancia in giù e siamo riusciti a fermarlo qui perché sulle curve si sposta da una parte all'altra. È stato chiamato subito i carabinieri, è arrivata l'ambulanza e poi anche i vigili del fuoco che loro l'hanno raccolto e messo qui sulla sponda finché non è arrivato il nefrologo per portarlo via, dopo aver fatto tutte le pratiche che servono prima di spostare un cadavere, insomma. Comunque già l'ambulanza, il dottore dell'ambulanza, quando l'ha guardato e ha provato a guardarlo, ha detto: guardate che è deceduto. Questo è un lutto profondo quello che ha segnato questa comunità ieri. Sì, intanto perché si trattava di una persona molto conosciuta e poi perché effettivamente il fatto è venuto poco lontano da casa sua, insomma, in un tratto che, come avete giustamente visto e anche i telespettatori hanno potuto vedere, è un'oasi e che è frequentatissimo soprattutto in questi primi pomeriggi primaverili, dove il sole scalda un po' la pelle, e allora le persone passeggiano e molte vanno anche alla ricerca di erbette spontanee, perché proprio lungo gli argini dello Zero e dei canali in generale ci sono queste erbette e probabilmente chissà se anche Sergio stesse raccogliendo qualcosa anche lui. Certo che, come dicevamo, è una persona conosciuta che aveva sempre vissuto qua e di una famiglia molto conosciuta e molto attiva all'interno della nostra comunità, lascia senz'altro un vuoto profondo, ecco, nei nostri concittadini. Difficile stabilire cosa sia successo, perché potrebbe essere che stesse cercando delle erbe, come può essere che si sia trattato di un malore che l'ha fatto scivolare sul fiume. Sì, diciamo che le dinamiche precise e specifiche sono così difficilmente dimostrabili, proprio perché anche ieri pomeriggio, quando siamo stati qua, l'erba, la vedete, è un po' alta e bagnata con un po' di pioggia, aveva fatto qualche goccia al mattino, può essere scivoloso, quindi può essere stato sia un malore che semplicemente uno scivolamento, che magari uno sbilanciamento dovuto proprio alla ricerca di qualcosa, quindi quella dinamica lì non è stata per ora ancora acclarata, ma si tratta purtroppo di una veramente tragica fatalità.
Grazie Sindaco Luca Durighetto, Sindaco di Zero Branco. Giuseppe Dabò, l'ultima parola aspetta lei, perché Sergio Lorenzo lo conosceva da 50 anni, che cosa le viene in mente oggi ripensando a lui? Avevamo tante volte lì vicino a casa sua, che adesso non c'è più, c'era un bar e alla sera dopo il lavoro tutti andavano, sai come era di tradizione, andare a bere un bicchiere di vino, lui abitava lì vicino, 4 chiacchiere da conoscenti, dopo lui magari diceva guardate che io me ne vado subito perché domani ho un viaggio lungo, perché faceva il camionista e così, ma ci siamo sempre conosciuti. Ultimamente, sai, quando il tempo passa uno sta più a casa con l'anzianità e così, comunque non era tanto che lo avevo visto. Perché quando andavo lì al mulino, che è vicino a casa sua, lo vedevo sempre fuori che lavorava sull'orto, sul giardino. Uno passa il tempo della vita. Il tempo così, tra l'altro anche lei stava andando a curare il suo orto quando ha visto purtroppo la scena. Sono arrivato qua al ponte che vedi che è 100 metri e purtroppo ho visto la scena. Allora in queste occasioni corri e se c'è necessità dai una mano. Non c'era più niente da fare. Adesso mi spiace perché è morto un conoscente, un amico, e poi noi qui un piccolo paese ci conosciamo tutti. Ecco, il fatto è che noi ci conosciamo tutti. Bene. Grazie sia al sindaco che al consigliere, perché anche il consigliere comunale. Però vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, grazie a Nicoletta Rizzetto per l'apporto tecnico, grazie al sindaco Durighetto e al consigliere Dalbò. Adesso ci spostiamo a Padova perché c'è una tragedia dai contorni ancora poco chiari, quella di un cardiochirurgo trovato senza vita. Ci aggiornano in diretta Valentina Visentini insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. È la scoperta del corpo senza vita del cardiochirurgo Roberto Bianco, 61 anni, è avvenuta ieri sera intorno alle 21. Il corpo senza vita del medico è stato ritrovato all'interno del suo ufficio nel centro Callucci dell'azienda ospedaliera di Padova. Sul posto la polizia e il pubblico ministero di turno per i rilievi. Sembra essere esclusa la morte violenta, non ci sono segni sospetti sul corpo del cardiochirurgo, ma il pubblico ministero, ovviamente per fare chiarezza, ha disposto l'autopsia. Dicevamo il dramma ieri sera alle 21, a dare l'allarme alcuni colleghi che hanno bussato alla porta dello studio ritrovando il corpo senza vita del collega. Tutta l'azienda ospedaliera è sotto shock e nelle prossime ore, appunto, anche con i risultati, gli esiti dell'autopsia, si farà chiarezza su questa morte. La vittima, lo ripetiamo, è il cardiochirurgo dirigente medico Roberto Bianco, che aveva 61 anni. Ma c'è un'altra notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa. Si tratta dell'ennesimo infortunio sul lavoro avvenuto nella nostra provincia questa mattina intorno alle 10:30 in un cantiere edile di Via dell'Industria a Campo San Piero, dove un operaio di 21 anni di Vibo Valentia è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito alla testa da un tubo di plastica. Sembra che il giovane stesse spostando il tubo con il muletto quando probabilmente a causa della rottura di una fascetta di contenimento il tubo gli è piombato addosso colpendolo alla testa. L'operaio è stato trasportato con l'elisoccorso sempre all'ospedale di Padova in codice rosso, non è in pericolo di vita. Ovviamente per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri e lo Spisal. Queste le notizie, ovviamente maggiori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, e la linea ora può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie a Federico Cibotto con lei, e restiamo a Padova perché i carabinieri hanno arrestato in flagranza 3 giovanissimi tra i 15 e i 16 anni di origine straniera, 2 residenti a Padova e 1 nel veneziano, per tentata rapina nei confronti di un rider. L'episodio è avvenuto sabato notte. Il rider, un 33enne pakistano, aveva chiamato il 112 raccontando di essere rimasto vittima di una rapina mentre stava effettuando una consegna vicino alla stazione ferroviaria, chiesta da 3 giovani che però pretendevano la consegna della merce senza avere il denaro per pagarla. Al suo diniego 2 dei 3 ragazzi lo hanno spinto e bloccato a terra, mentre il terzo ha cercato di prendere la merce dal termozaino senza riuscirci. All'arrivo di altri rider in soccorso della vittima, i 3 giovani si sono dati alla fuga verso il piazzale della stazione, dove sono stati raggiunti e fermati dai
militari. I due quindicenni sono sospettati di un'altra rapina fatta con un terzo complice l'11 marzo scorso alla fermata degli autobus della stazione di Padova ai danni di un minorenne aggredito con uno spray urticante. E restando in ambito di giovanissimi, una notizia giunta poco fa in redazione dai carabinieri di Mogliano Veneto, e quindi siamo in provincia di Treviso, che nella tarda serata di sabato scorso hanno arrestato un sedicenne già noto alle forze dell'ordine per resistenza e violenza pubblica ufficiale in concorso con un 19enne che è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati. I due, insieme ad altri 3 o 4 soggetti che al momento non sono stati ancora identificati, sono stati individuati in piazza Duca d'Aosta, Mogliano, dopo la segnalazione del titolare di un esercizio pubblico che li aveva riconosciuti come autori di ripetuti furti di bottiglie di alcolici nel corso della stessa serata. Durante le operazioni di identificazione, i giovani, in evidente stato di alterazione psicofisica, forse dovuta all'abuso di alcol, hanno opposto un comportamento aggressivo nei confronti dei militari dell'Arma, proferendo frasi minacciose e oltraggiose, cercando di colpirli addirittura con schiaffi e calci. Nella concitazione dell'intervento altri 3 coetanei si sono uniti alla resistenza fisica, salvo poi scappare all'arrivo di un secondo equipaggio intervenuto in supporto dei colleghi. Il sedicenne è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero della Procura per i minori successivamente rimesso in libertà. Il 19enne è stato deferito in stato di libertà. 3 carabinieri hanno riportato lievi contusioni per le quali si sono resi necessari accertamenti sanitari presso il Cafoncello di Treviso. E adesso usciamo per un attimo dal Veneto, andiamo a Trieste con gli aggiornamenti su quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri. È in carcere con l'accusa di omicidio volontario la 58enne triestina arrestata ieri poco dopo il rinvenimento del cadavere dell'89enne Isabella Tregnaghi, la pensionata trovata morta con la gola tagliata nel suo appartamento nella zona del ghetto di Trieste. Ha tentato di circuire l'anziana per derubarla. Ecco l'origine dell'omicidio nel ghetto costato la vita all'89enne Isabella Tregnaghi, trovata morta nella sua abitazione di Via delle Beccherie con la gola tagliata. La presunta assassina, la 58enne triestina Erika Podmenic, ora reclusa alla casa circondariale del Coroneo, avrebbe costruito con lei un rapporto di fiducia, probabilmente con più contatti precedenti, per farsi aprire la porta di casa e portare via denari e quant'altro di valore. Una volta all'interno dell'abitazione della facoltosa anziana, qualcosa però è andato storto. Dunque, il tentativo di distrarre la donna e rovistare nei cassetti si è trasformato in una colluttazione. A quel punto l'assassina avrebbe strangolato l'anziana per poi tagliarle la gola. Quindi si sarebbe cambiata gli abiti e preso i vestiti e gli asciugamani sporchi di sangue, caricando tutto sulla sua Fiat Panda. Dunque, evidentemente per evitare di buttarli nelle vicinanze, si è recata in Viale Miramare all'altezza della stazione centrale, gettando tutto in un cassonetto. Nel frattempo però la figlia dell'anziana si era collegata da remoto alle telecamere installate nell'appartamento, ha visto la madre esanime ed ha allertato il servizio Televita. La catena dei soccorsi e il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di identificare in breve la sospettata del delitto, tanto che i militari aspettavano già la donna sotto casa in via della Cereria al suo rientro, dopo essersi disfatta delle prove nell'immondizia. Alla vista dei militari però la 58enne è scappata a bordo della sua Panda, una fuga durata meno di mezzo chilometro. Al semaforo di via Bramante il blitz degli uomini dell'Arma ha permesso di assicurarla alla giustizia. Abbiamo visto delle macchine che hanno fermato una Panda, gli si sono messe di traverso, diciamo, una macchina bianca tutta in borghese, e come hanno fatto uscire una signora da questa Panda, diciamo, bianca, una signora alta, con i capelli a caschetto, mi pare neri, l'hanno ammanettata e l'hanno portata via con le macchine, con le volanti, insomma. Però erano tutti in borghese, anche i poliziotti o carabinieri, non so chi erano tutti quanti in borghese, avevano le armi in mano e basta, insomma. Restano però delle domande a cui bisogna ancora rispondere. Perché la Podmenic non è scappata quando la situazione si è fatta complicata e invece si è accanita sull'anziana? Si tratta di un episodio isolato o la donna aveva dei precedenti?
Arrivano i provvedimenti del questore di Padova per le violenze avvenute nel fine settimana in una discoteca della città e nel quartiere Portello. Sentiamo che cosa ha deciso il questore. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del rene di parte del colon il 30enne moldavo ferito da una coltellata alla schiena durante la rissa esplosa domenica all'alba nella discoteca Utopia di Padova. Un altro uomo, un 24enne russo, è stato ritrovato a terra con un taglio al braccio. Dopo questa violenza nel locale, già teatro di numerose risse, il questore di Padova, Marco Odorisi, ha disposto la sospensione della licenza del circolo privato di Via dei Colli per 120 giorni. La volante domenica aveva trovato i 2 uomini a terra, il più grave, il 30enne moldavo, è ancora ricoverato in ospedale dopo l'intervento. Il locale era già stato teatro in passato di episodi di violenza. Nel gennaio 2024 la polizia era intervenuta per sedare una rissa scoppiata nel parcheggio tra un gruppo di moldavi, 5 dei quali furono denunciati, e altri tafferugli costissero gli agenti di intervenire all'interno della discoteca nel dicembre del 2023, identificando e denunciando gli aggressori di un giovane. Anche nel 2022 si erano verificate tensioni tra la sicurezza del locale e i clienti violenti, arrivati in un caso anche con delle pistole a pallini. Per il locale la nona chiusura in pochi anni. Sono stati invece identificati i 6 ragazzi protagonisti della lite in strada avvenuta sempre domenica all'alba al Portello per motivi di gelosia. Il questore di Padova ha disposto il Daspo Willy, ovvero il divieto di accesso ai locali pubblici del Portello per 3 anni a 2 fratelli gemelli di 26 anni e di 2 anni per gli altri 4 partecipanti alla rissa. La zona rossa di Padova, il provvedimento attivato lo scorso 6 febbraio è in scadenza il prossimo 6 aprile. Nel prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico previsto in settimana si dovrebbe decidere sulla possibile proroga. Il prefetto di Padova ha spiegato che sarà il Comitato a decidere dopo aver analizzato i risultati dei primi 2 mesi di controllo nella zona rossa individuata nell'area della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe. Un devastante incendio ieri sera ha interessato l'agriturismo Col Beretta, San Nazario. Siamo in provincia di Vicenza, nessuno è rimasto ferito, ma sono stati attimi di paura per una perdita di GPL da un bombolone interrato. Sono le 20 di lunedì quando le fiamme si sviluppano da una piccola tettoia vicina alla struttura principale dell'agriturismo Col Beretta a San Nazario, comune di Valbrenta. Il colle della Berretta, un'oasi di pace in luoghi che furono teatro di battaglia nella Grande Guerra, 1340 metri di altezza, si trasforma in un rogo. L'incendio si sviluppa velocemente e la paura sale quando si scopre una perdita da un bombolone interrato con 1500 litri di GPL. L'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa e Vicenza con i volontari di TN Asolo è fondamentale. Sul posto opera anche la squadra NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, arrivata da Mestre. In 25 pompieri, un funzionario sul posto con 10 automezzi riescono a domare le fiamme e a salvare circa metà della struttura. Distrutto il tetto al primo piano, messo in sicurezza il serbatoio di GPL, le cui valvole di sfiato sono entrate in funzione. Ingentissimi i danni per la struttura in un periodo importante a ridosso della Pasqua. Le cause del rogo sono adesso al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Trovato per strada con un coltello dalla lama di 20 centimetri, bloccato e denunciato dalla polizia, siamo a Vicenza. Si aggirava in strada reggendo con una mano una bottiglia di birra in vetro e brandendo con l'altra un coltello avvolto da carta stagnola che batteva ripetutamente contro le ringhiere delle abitazioni. Sul posto in via Toti, allertati da una segnalazione dei cittadini, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Hanno identificato l'uomo, 50enne, che alla vista della volante ha cercato di disfarsi del coltello gettandolo tra le siepi. Il coltello, con una lama di circa 20 centimetri, è stato recuperato e sequestrato, mentre l'uomo, indagato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e risultando anche in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcolici, sanzionato per ubriachezza. Vi facciamo vedere ora questa foto dal sito della Will
del Veneto e fa riferimento all'atto vandalico nella sede provinciale della UIL di Vicenza. Vedete la scritta apparsa, la scritta rossa che è apparsa sulla vetrina della sede provinciale, frasi contro il sindacato e simboli Novax. La denuncia è arrivata dal segretario generale di UIL Veneto Roberto Toigo, il quale osserva: purtroppo non è la prima volta che accade sia a Vicenza che in passato in altre sedi. Non solo i danni materiali a inquietarci rileva, quanto la viltà di questo gesto. Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno già effettuato i rilievi e avviato le indagini. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati e puniti. Se questo è il prezzo da pagare per essere in mezzo alle persone, per il nostro impegno a fianco delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, ce ne faremo una ragione. Certamente non arretreremo di un millimetro nella nostra azione senza farci intimidire. E sulle vetrine, lo vedete, c'è scritto sindacati nazisti, traditori del popolo, e questo, eccolo qui, è il simbolo Novax che ormai da anni abbiamo imparato a riconoscere, è apparso sia su vetrine sia sui muri delle nostre città. La Procura di Padova ha chiuso l'inchiesta per il femminicidio di Giada Zanola, morta la notte del 29 maggio 2024 dopo un volo di 10 metri dalla cavalcavia di Vigonza. In carcere per l'omicidio c'è il compagno dal quale si stava separando. Ci spiega tutto quanto, tutti gli aggiornamenti del prossimo servizio. Chiuse le indagini da parte della Procura di Padova nei confronti di Andrea Favero, 38 anni, accusato dell'omicidio premeditato della compagna Giada Zanola, la donna di 36 anni, gettata da un cavalcavia dell'autostrada A4 dopo essere stata probabilmente stordita con dei farmaci in modo da inscenarne il suicidio. Il delitto era avvenuto la notte del 29 maggio scorso, ma la Procura ha ipotizzato che sarebbe stato pianificato tempo prima. Altra aggravante contestata è quella della relazione affettiva e della convivenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Giada Zanola, ancora viva, sarebbe stata spinta giù dal cavalcavia della A4 da Favero, con il quale aveva deciso di troncare la loro relazione. La notifica della conclusione delle indagini preliminari è avvenuta il 24 marzo scorso. Scaduti i termini per le controdeduzioni della difesa, si procederà con la probabile richiesta di rinvio a giudizio, con fissazione dell'udienza preliminare che potrebbe tenersi a luglio. L'accusa è quella di autoriciclaggio per un cinquantenne che si fingeva commercialista dell'Alta Padovana, sottoposto ad un sequestro preventivo di beni da parte della Guardia di Finanza del valore di oltre 1.100.000 euro. Sequestro preventivo di più di 1.100.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Padova nei confronti di un finto commercialista su mandato della Procura della Repubblica per evasione fiscale e autoriciclaggio. L'indagine è stata condotta dai finanzieri della compagnia di Cittadella in base a una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società con sede a Piazzola sul Brenta e operante nel settore delle consulenze amministrative nell'Alta Padovana e nel Vicentino, ed è risultata inadempiente agli obblighi tributari. Analisi sui documenti e approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che il titolare, un cinquantenne, avrebbe conseguito un risparmio di imposta per oltre €500.000 che poi sarebbe stato autoriciclato in 2 automobili aziendali e investimenti in auto d'epoca, orologi preziosi e polizze assicurative. Una parte sarebbe stata poi trasferita sui conti correnti della moglie, indagata anche lei per riciclaggio. L'imprenditore da oltre un decennio esercitava le funzioni di dottore commercialista, ma non era mai stato iscritto all'albo professionale. Altre 2 persone sono state denunciate per falsi documentali. Tra i beni sequestrati figura denaro, 4 immobili, polizze assicurative, auto d'epoca, orologi di lusso e quadri d'autore sulla cui autenticità sono in corso ulteriori accertamenti.
Andiamo a San Donà di Piave da Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio, insieme a loro il sindaco Alberto Teso per gli aggiornamenti del processo sulla cosiddetta casa di riposo degli orrori. Buongiorno Ilaria e buongiorno al sindaco. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte a quella che è stata ormai ribattezzata la casa di riposo degli orrori. Ebbene, ieri ci si aspettava la lettura della sentenza, ma così non è stato, perché la terza sezione della Corte d'Appello di Venezia, invece di pronunciarla, ha deciso di trasmettere gli atti al Presidente della Corte affinché fissi invece una nuova udienza di fronte all'Assise ritenuta competente a giudicare alla luce dell'aggravante contestata ad alcuni imputati per lesioni che secondo la procura hanno portato, lo ricorderete, alla morte un'anziana ospite del reparto Viola qui alla casa di riposo. E dunque i cinque persone sono state rimesse in libertà. È tutto da rifare. Insieme a noi, appunto, come ha anticipato il sindaco di San Donà Alberto Teso, che è anche un avvocato e che quindi può commentare a maggior ragione quello che è successo ieri in aula. La ferita che San Donà ha subito a seguito di questi fatti è ancora aperta, è una ferita che fa molto male. Io già stamattina ho ricevuto molte chiamate di parenti degli ospiti che avevano subito queste ingiurie, queste offese, queste lesioni personali e probabilmente anche di un omicidio, perché la trasmissione alla Corte d'Assise questo significa, vuol dire che qualcuno è morto a seguito di questi maltrattamenti e quindi non è di competenza della Corte d'Appello ma della Corte d'Assise d'Appello, quindi quella integrata con i giudici popolari per la gravità del reato. La sofferenza per San Donà è grave, ancora molto presente. Ricordo che questi fatti si sono consumati durante le restrizioni del Covid, quando in case di riposo si poteva entrare solo con molte restrizioni, molto spesso le persone anziane erano lasciate in balia di questi personaggi, chiusi in camera, non c'era possibilità di accedervi per i parenti, per gli amici, le associazioni di volontariato, e questo ha causato questa situazione che ancora per noi non è giustificabile in nessun modo, non è neanche spiegabile come ci si possa comportare così. L'ho detto più volte, insomma, i bambini e gli anziani sono le due cose più preziose che abbiamo, perché sono le due fasce di età in cui si è impossibilitati a difendersi da soli, e quindi pensare che qualcuno possa approfittare di questa situazione di inferiorità fisica o psichica per dar sfogo alle proprie pulsioni è una cosa aberrante che ci umilia come uomini e poi come amministratori, insomma. Questa sentenza speravamo che ci fosse un punto finale, perché anche la condanna, la pena in qualche modo dà una risposta, anche se non ti restituisce quello che ti è stato tolto, e purtroppo abbiamo visto che bisogna ricominciare. Bisogna ricominciare, ma questo è il secondo schiaffo che arriva ai familiari delle vittime, delle persone anziane che sono state colpite. Lei ha parlato di una ferita aperta ancora a San Donà, ovviamente ancora per i familiari. Lei li sente, cosa le dicono? Perché si tratta già appunto del secondo schiaffo che arriva. Sì, il primo schiaffo è stata la sentenza del giudice del lavoro che l'anno scorso ha disposto la riassunzione di alcune di queste persone, non i responsabili di reati più gravi, per carità, ma alcuni degli operatori sociosanitari che erano stati licenziati a seguito dei fatti hanno fatto ricorso al giudice del lavoro, che ne ha disposto la reintegrazione in casa di riposo. Io ho parlato con la direzione della casa di riposo, noi abbiamo impugnato immediatamente questo provvedimento, non accetteremo mai di reinserire queste persone nella nostra struttura e non vorremmo che in nessun modo entrassero in strutture analoghe. Non è possibile che chi si è reso responsabile anche di banali maltrattamenti rispetto ai fatti di sangue che abbiamo visto possa riprendere a fare questo lavoro. È una cosa inaccettabile contro la quale ci batteremo in tutte le sedi processuali possibili. Gli anziani hanno sofferto e posso dire che ce ne sentiamo responsabili tutti, non ero sindaco io allora, ma tutta la città ha sofferto per questo, tutti i parenti si sentono in qualche modo responsabili, dire come mai non ce ne siamo accorti, perché non siamo riusciti a capire, non si poteva entrare, e questo è, le persone, tra l'altro le vittime
predestinate erano quelle del settore viola, cioè il settore dove c'erano i malati di Alzheimer, quelli che hanno più difficoltà ad esprimersi, a spiegare quello che succedeva, e qui probabilmente ci sono state delle mancanze anche da parte di chi doveva controllare, insomma, di chi doveva essere presente, cosa che oggi stiamo tentando di affrontare con una frequenza non dico quotidiana, ma insomma assidua alla casa di riposo, in questa che è quella storica che abbiamo alle spalle e quella nuova che abbiamo inaugurato a maggio dell'anno scorso, altri 120 posti, una struttura innovativa, è costata 11 milioni di euro, che gestiamo con un partnership pubblico-privato e dove noi amministratori tentiamo di entrare senza preavviso più volte alla settimana. Sono andato anch'io più volte a pranzo, il mio assessore ai servizi sociali, la dottoressa Marcuzzo, che gira per i corridoi senza preavviso, insomma, per parlare con gli ospiti, per parlare con i parenti, per parlare con gli operatori. In consiglio di amministrazione ho messo una persona che conosco, di cui mi fido, che è un infermiere in pensione e che dialoga con gli operatori, che è importante parlare anche con chi ci lavora dentro in queste strutture per capire che problemi ci sono, se possiamo affrontarli, insomma bisogna stare vicini alle persone ospitate e ai loro parenti per capire quando ci sono situazioni di disagio e intervenire subito. Ecco, state testando la situazione senza che questo, diciamo, sia ufficiale, cioè proprio come bisognerebbe fare per controllare se le cose vanno effettivamente come dovrebbero andare. Sì, credo che qualsiasi anziano abbia il desiderio di poter concludere la propria vita a casa propria. In molte situazioni sappiamo che non è possibile, anche per magari le situazioni di salute e di incapacità della persona. Ci sono queste strutture pubbliche, dobbiamo fare in modo che siano non solo sicure ma anche confortevoli e che possano dare anche una speranza in più. Io ho incontrato molti anziani anche durante le feste di Natale, quando abbiamo portato i bambini, siamo andati a cantare, sono andato anch'io, che mi dicono vabbè, qui però a casa vivevo da solo con la badante davanti alla televisione tutto il giorno, qui invece ho trovato un ambiente confortevole, ci sono incontri culturali, si gioca a tombola, si canta, c'è il teatro, insomma c'è la possibilità di dare una prospettiva in più per chi usufruisce di queste strutture. Dobbiamo esserci sempre, dobbiamo essere presenti noi, le associazioni di volontariato che sono fondamentali, in quel periodo lì non potevano entrare e la mancanza di frequenza in quei momenti lì è stata drammatica. So quello che fanno le decine e decine di persone che vengono qui gratuitamente a prestare la propria opera per aiutare le persone, a lietare le loro giornate, aiutarli in tutti i modi. Dobbiamo esserci, dobbiamo essere presenti, entrare e difendere queste persone che da sole non sono in grado di farlo più. Grazie al sindaco Teso, qui da San Donà è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al sindaco Teso. Noi continuiamo con la cronaca, con un rocambolesco incidente che si è verificato poco prima delle 10 al confine tra Cassola e Bassano. È di 2 persone ferite portate al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano il bilancio di un rocambolesco incidente verificatosi intorno alle 9:30 lungo via Cabbaroncello. Lo scontro si è verificato in territorio comunale di Cassola, a pochi metri dal confine con Bassano del Grappa. Secondo le testimonianze raccolte, il conducente della vettura di colore bianco proveniente da via Palladio non avrebbe rispettato lo stop, andando a colpire un'altra utilitaria che proveniva dalla sua destra. Questa seconda vettura, una 500, si è ribaltata pochi metri più avanti. Le 2 persone nell'abitacolo sono state soccorse dall'ambulanza del SUEM di Bassano, arrivata in pochi minuti, assieme a 3 mezzi dei vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale di Cassola Mussolente, che ha effettuato i rilievi. Sono durati più di un'ora, i disagi al traffico deviato lungo percorsi alternativi fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Il conducente del veicolo che avrebbe provocato l'incidente ha accusato solo un lieve dolore alla spalla per il contraccolpo subito. Sotto shock il conducente della vettura, che seguiva a poca distanza, testimone oculare diretto di quanto accaduto. Scuola chiusa ad Altavilla Vicentina per 2 giorni dopo l'incursione vandalica ed è caccia ai responsabili. Altavilla Vicentina, siamo davanti alla scuola media Marconi che nella notte tra sabato e domenica è stata vandalizzata. 2 giorni di ripristino, 2 giorni di chiusura delle scuole. A che punto siamo? Siamo al punto che fortunatamente riusciamo a riaprire, perché comunque l'impresa di pulizie ha fatto il suo dovere, stanno ripulendo tutto. Certo è che ancora non sappiamo bene che cosa funziona e che cosa no, quindi alcune attrezzature potrebbero essere state danneggiate.
Ecco, attrezzature che potrebbero essere danneggiate, però la stima dei danni ancora la state facendo. Che cosa hanno distrutto in questa incursione notturna? Allora, da come si sono viste anche nelle immagini, hanno comunque distrutto delle LIM, dei computer sono stati rovinati. Adesso ci auguriamo che il sistema elettrico in generale, laddove è finita la polvere, non sia danneggiato, perché questo è un problema serio. Ecco, indagini che sono in corso, qui c'è anche una rete di videosorveglianza, quindi il cerchio è prossimo alla chiusura? Sì, ieri ho fatto denuncia e comunque i carabinieri stanno indagando e sembra che a breve il cerchio si chiuderà. Quindi indagini che sono ancora in corso, la buona notizia è che domani comunque la scuola riapre. Sì. Domani la scuola riapre a tutti gli effetti, gli estintori sono stati ripristinati, tutto quello che poteva essere ripristinato è stato ripristinato, l'unico dubbio è su alcune attrezzature. Anche perché con gli estintori, diciamo, hanno fatto il disastro un po' anche negli uffici, nelle aule, hanno distrutto delle porte. Anche. Sì, allora hanno rovinato anche delle cattedre, alcuni banchi rovesciati eccetera, ma forse non si sono resi conto che usando gli estintori quella polvere è finita all'interno dell'impianto elettrico, all'interno delle attrezzature, e appunto non sappiamo adesso quando poi verrà aperta si capirà effettivamente il danno che è stato creato. Tra l'altro questa era una scuola che in parte avevate rimesso a nuovo. Sì, allora erano stati appena fatti i lavori sull'ascensore e l'ascensore non sappiamo ancora bene se riuscirà a ripartire. Ecco, l'avete sentito, ancora non è chiara la stima dei danni per le tante attrezzature che sono state danneggiate. La buona notizia è che domani riapre la scuola e io ringrazio il sindaco per essere stata con noi. Andiamo a Bassano, giochi pericolosi fra ragazzini sotto il ponte nuovo, il sindaco interviene. Una nuova moda, rischiosa quanto insensata, sta prendendo piede in città. Protagonisti alcuni adolescenti che da qualche giorno a questa parte hanno preso l'abitudine di riunirsi sulle arcate inferiori del Ponte Nuovo, arrivando a sporgersi nel vuoto. Una nuova challenge, una pericolosa sfida di coraggio, oppure semplicemente un atto di incoscienza, oltretutto in un'area dove il degrado la fa da padrone e dove accedervi è appunto un gioco da ragazzi. Ma qui la questione è seria, come sottolinea il sindaco Nicola Finco. Innanzitutto vi ringrazio della segnalazione perché non mi era ancora giunta, però ovviamente questo è un tema molto delicato, anche perché stiamo registrando diverse situazioni particolari legate proprio alla fascia adolescenziale, sia per la presenza di baby gang in città, ma anche proprio situazioni analoghe come questa. Il monito in primis ai ragazzi e ai loro genitori, cioè ragazzi, non si gioca, non si scherza con la vita. L'amministrazione è dunque pronta a intensificare i controlli per mettere fine a un gioco che rischia di trasformarsi in ben altro. Cercheremo di metterci subito all'opera anche mandando dei pattugliamenti, sensibilizzando anche le altre forze dell'ordine nel monitorare quell'area che è già un'area molto particolare, che è già attenzionata, ma ovviamente punteremo ulteriormente i riflettori. E sicuramente l'impegno che ci stiamo prendendo è anche di mettere in piedi tutta una serie di iniziative, di attività proprio per coinvolgere questi ragazzi, perché una volta sappiamo benissimo c'erano i patronati che erano dei centri di aggregazione dove i ragazzi si ritrovavano. Oggi questa realtà non ci sono più, molti ragazzi fortunatamente sono impegnati nello studio, nello sport, in altre attività pomeridiane, però tanti altri invece girano per la città e ovviamente capita poi di vedere situazioni come queste. È il momento di fermarci per una pausa pubblicitaria, tra poco. Ritorniamo in diretta ancora con la cronaca. Ha riconsegnato oggetti sacri che erano stati rubati un mese fa dalla chiesa di San Vigilio ad Ossone, un gesto che non ha evitato ad un 42enne di Ponzano la denuncia dei carabinieri per furto aggravato. Sarà stato il rimorso di aver rubato in chiesa o il timore che le indagini delle forze dell'ordine si stessero concentrando su di lui? Fatto sta che un 42enne di Ponzano Veneto si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri restituendo gli oggetti sacri che erano stati rubati la notte tra il 27 e il 28 febbraio scorsi dalla chiesa di San Vigilio di Dosson di Casier. Un turibolo, una navicella e 3 chiavi storiche della canonica.
Si è arrivati all'identificazione di questo 42enne attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza. La stazione di Rosson di Casier, attraverso appunto le indagini, è arrivata a questo soggetto, domiciliare a Ponzano, tra l'altro già conosciuto per piccoli precedenti, e nel corso della perquisizione non sono stati trovati gli oggetti, salvo poi lui stesso averli consegnati in caserma, probabilmente perché insomma anche mosso da un senso di colpa. La perquisizione in casa dell'indagato, condotta sabato scorso, non aveva dato esito, ma come detto è stato lui stesso poche ore dopo a riconsegnare quanto era stato prelevato dalla chiesa, oggetti rubati che sono stati prontamente restituiti alla parrocchia. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità. Nonostante la restituzione della rifurtiva, intanto il 42enne non ha evitato le conseguenze legali del furto. Al momento non ha detto niente, li ha soltanto riconsegnati e per questo motivo noi l'abbiamo denunciato per furto aggravato. A Vittorio Veneto, un'isoletta sul Meschio è al centro di polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da una parte il gestore di un vicino locale lamenta presenze poco gradite, dall'altra la sindaca la definisce il punto più controllato della città. La nostra polizia locale è uscita da febbraio per ben 26 volte e in queste 26 volte non ha mai riscontrato nessun tipo di violazione di tipo amministrativo. Altro che area non sicura. L'isoletta sul Meschio è tra i punti più controllati di Vittorio Veneto. Questa è la risposta al titolare del vicino pub che lamenta da tempo presenze poco gradite davanti al locale che ha aperto qualche anno fa, probabilmente all'oscuro delle frequentazioni già presenti. Siamo nella parte a sud della città, lungo la bretella che porta all'ospedale di Costa. E da quando, sotto questo ponticello, molti anni fa lo spazio è stato attrezzato con delle panchine, poi è diventato punto di riferimento per persone che non studiano e non lavorano. Gente che sicuramente non attrae clientela, ma che è in regola con la legge e quindi libera di sedersi sulle panchine. Quasi tutti casi particolari, seguiti dai servizi sociali, come la giovane che ha creato un po' di scompiglio sabato pomeriggio, peraltro subito ridimensionato dall'immediato arrivo dei carabinieri. L'episodio di sabato appunto si riferisce a questa persona che ha delle fragilità, che è attenzionata dai servizi sociali e anche dalle forze dell'ordine. Purtroppo di queste persone ce ne sono in qualsiasi città e naturalmente creano disagi, creano anche situazioni così un po' di pericolo se vogliamo, però facciamo quello che riusciamo a fare. Questo non significa che su quell'isola stazioni una baby gang, sottolinea Bagliana, che per l'area sta già provvedendo con iniziative verso una sorta di pacifica occupazione. Innanzitutto invitando le persone a frequentare questi parchi, a sedersi, a leggersi un libro, ad ascoltare la musica e quindi a frequentarli. Secondo, con iniziative magari proprio messe in piedi dall'amministrazione comunale. E terzo, anche la proposta che abbiamo fatto al gestore del locale di prendersi a cuore questo parco e di poterne usufruire direttamente. Una sci alpinista di 51 anni è in gravi condizioni dopo essere stata travolta da una valanga sull'Ortles. Travolta da una valanga sull'Ortles. È in gravi condizioni una sci alpinista 51enne di Valdagno, trascinata per circa 400 metri lungo il versante che s'affaccia sulla Val della Mite, insieme ad altre 2 persone, una delle quali ferita in modo non grave. Le persone coinvolte sono rimaste in superficie. 2 di loro, un uomo e una donna della provincia di Vicenza, hanno riportato traumi, mentre una terza persona delle escoriazioni. Gli altri sono rimasti illesi. 3 gli elicotteri intervenuti per portare sul posto gli operatori e le unità cinofile. La sci alpinista di Valdagno, ferita e in gravi condizioni, è stata portata in ospedale. La politica, se non andrà col terzo mandato Luca Zaia, lo vedrà bene come candidato sindaco a Venezia. Lo pensa il vice sindaco Andrea Tomello. Il risultato più bello è quello di avere ricompattato la Liga Veneta, il movimento sotto la bandiera di San Marco e proiettandola anche verso le elezioni regionali, la prima grande sfida che ci sarà nel nostro territorio, e quindi insomma la Lega ha dimostrato di essere pronta e quindi insomma adesso siamo pronti, attendiamo il congresso di di sabato e domenica a Firenze, però il Veneto ha dimostrato di esserci, di essere compatto. La presenza di oltre 2000 partecipanti al precongresso della Lega sabato a Padova ha lanciato
lanciato un chiaro messaggio e tra i temi caldi affrontati quello del terzo mandato, su cui Tomaello sembra fiducioso. Io spero ci sia, adesso vedremo nei prossimi giorni la decisione della consulta, ma insomma il Presidente Zaia ha dimostrato di essere una persona seria e di amministrare molto bene, quindi insomma l'auspicio è che possa fare un terzo mandato. Se così non sarà, anche il segretario Salvini ha detto che comunque darà una mano per le regionali. Poi da veneziano, insomma, se un domani decidesse di fare il passo verso il palazzo di là del canale Cafarsetti come sindaco, non sarebbe assolutamente male, anzi glielo consiglio. Se non dovesse andare con il terzo mandato, dunque, Luca Zaia potrebbe diventare il nuovo sindaco di Venezia. Una persona con la sua competenza e con la sua esperienza farebbe sicuramente bene alla città di Venezia. Poi naturalmente la decisione deve essere sua, deve capire varie dinamiche, ma insomma aspettiamo, non vogliamo mettergli fretta, sapendo che insomma l'obiettivo sarebbe il terzo mandato, ma se non si riuscisse e ci fosse questa possibilità, tanti veneziani e soprattutto tanti leghisti sarebbero contenti. Sulle assenze di Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, Tomaello commenta: gli assenti possiamo dire che non li abbiamo visti, abbiamo visto 2000 persone, tanti amministratori, tanti sindaci, persone anche che non si vedevano da tanto tempo, anche semplici militanti, anche veneziani che magari si erano negli ultimi anni un po' allontanati, si sono riavvicinati grazie al segretario Stefani, a Zaia, a Salvini. Crisi dei centri storici. Da Treviso la proposta di organizzare gli stati generali del commercio mettendo insieme sindaci, esercenti ed esperti. È fondamentale capire che non è un problema della città di Treviso, perché è un tema che sta travolgendo il commercio a livello nazionale, però mi piacerebbe che da Treviso partisse la svolta anche per il mondo del commercio. Treviso si candida ad ospitare gli stati generali del commercio, riunendo allo stesso tavolo sindaci ed esercenti per cercare di contrastare il momento delicato che stanno vivendo i centri storici delle nostre città, che secondo l'ultimo report di Confcommercio in Veneto dal 2012 ad oggi hanno visto chiudere oltre 1000 negozi, più di 1600 nelle periferie. L'importante è che ci sia un momento di grande confronto scientifico basato su esperienze reali, che vada oltre gli slogan, oltre le polemiche, oltre i meri dibattiti tra parcheggio sì, parcheggio no, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ma si affronta il problema in modo davvero molto più strutturato e approfondito. Sindaci e commercianti devono lavorare insieme per un obiettivo comune, far crescere il territorio, spiega Conte, che poi mette l'accento sull'attuale particolare congiuntura tra difficoltà economiche, crescita dell'e-commerce, diffusione della grande distribuzione. A farne le spese soprattutto i negozi dei centri storici, che aggiunge rappresentano un presidio non solo commerciale ma altresì sociale e di sicurezza. Da qui la proposta, anche in qualità di presidente Anci Veneto, di mettere insieme primi cittadini, esercenti ed esperti per studiare possibili misure. Dalle valutazioni urbanistiche alla promozione dei territori, anche alle modalità nuove di commercio, credo che serva un grande momento di confronto dove possiamo prendere delle best practice a livello regionale o nazionale e farle diventare iniziative diffuse nel territorio. Sicurezza dunque, e in centro storico a Vicenza si sono vissuti attimi di tensione quando un uomo in sella alla sua bicicletta ha investito una signora in corso Palladio. Poi, quando è intervenuta la polizia locale, ha dato in escandescenze. Il caos all'improvviso. Siamo in corso Palladio, la spina dorsale del centro storico di Vicenza. Queste sono le scene finali di un brutto film che purtroppo è cronaca. E allora riavvolgiamo la pellicola e torniamo indietro di qualche minuto. È una normalissima domenica sera con tanta gente per strada in quello che è il salotto della città, ma in salotto non si corre in bicicletta. Invece qui in corso Palladio succede. C'è chi quando pedala purtroppo non osserva le regole della buona educazione e del rispetto di chi va a piedi. E quello che accade domenica sera è particolarmente grave. Uno straniero in bicicletta a pochi passi da Palazzo Trissino travolge una signora che finisce a terra. A quel punto l'uomo tenta di allontanarsi velocemente.
Alcuni cittadini hanno trattenuto questo immigrato che ha tentato la fuga e di tutta risposta ha preso i bicchieri che erano nei tavolini del bar qui di fronte e praticamente li ha scaraventati addosso a una ragazza che era lì seduta. A raccontare l'accaduto Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia, che spiega di essere stata contattata dai cittadini che hanno assistito alla scena. La polizia locale è intervenuta con una pattuglia di soldati dell'operazione Strade Sicure. A quel punto è arrivata la polizia locale insieme ai militari dell'operazione Strade Sicure, hanno bloccato l'immigrato e l'hanno portato via. Lo straniero è stato portato in ospedale per accertamenti, ma il tema diventa anche politico. Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia pone delle domande. Ci chiediamo assieme a molti cittadini come mai le bici possono sfrecciare in questo modo in Corso Palladio e addirittura ora ci sono pure i monopattini che viaggiano a una velocità sostenuta e ci chiediamo ma l'amministrazione si sta adoperando per arginare questo problema visto ciò che è successo oppure no? E poi ci domandiamo anche con l'arrivo della bella stagione è possibile avere un presidio fisso in Corso Palladio da parte della polizia locale perché i cittadini chiedono questo e noi portiamo avanti le loro istanze. Finisce in tribunale l'attribuzione di un posto auto al garage comunale di Venezia con il giudice che a sorpresa ordina ad AVM di assegnare d'urgenza il posto alla ricorrente senza sentire la controparte. Dopo 50 anni di abbonamento dei genitori per un posto auto al garage comunale di Venezia, alla morte del papà avvenuta a febbraio scorso, AVM decide di annullare il subentro della mamma nonostante il contratto e l'auto in questione siano cointestati. Risultato, la famiglia fa ricorso e il giudice accoglie il ricorso d'urgenza ordinando ad AVM di riassegnare il posto auto alla ricorrente. Così dalle carte a corredo del fatto e dal racconto della figlia veneziana Caterina, rientrata in città da Bologna dove vive, per poter seguire in questa intricatissima vicenda la mamma 78enne, rimasta invece a Venezia. L'amarezza più grande resta il fatto che un cittadino sia stato costretto a rivolgersi al giudice per l'applicazione di quella che è una norma che nel regolamento risulta assolutamente chiara e cristallina, insomma, ecco. E nel caso di mia mamma, lei ha la fortuna, tra virgolette, che io sono laureata in legge e mio marito è avvocato e l'abbiamo potuta tutelare al meglio. Il fatto dovuto ad una errata interpretazione del regolamento degli abbonati in essere, con la questione del subentro del posto auto prevista invece all'articolo 10, secondo comma. Non lo so se AVM a questo punto, dinanzi al pronunciamento del giudice, riterrà di addivenire a miti consigli. Insomma, la questione, che sembra essere molto complicata, in realtà è stata sbrogliata per l'intanto dal giudice, pronunciatosi il 25 marzo corrente, inaspettatamente, sulla base della semplice richiesta documentata, senza che la controparte potesse intervenire, ovvero inaudita altera parte. Di fatto non succede quasi mai. E quindi quando sarà fatto il bando mia mamma anche parteciperà e si vedrà se avrà diritto al suo posto oppure no, ecco. Il 20 maggio prossimo l'udienza per la comparizione delle parti, ma fino ad allora il posto auto va riassegnato senza se e senza ma, così da disposizione di legge. Però insomma questa non è una situazione di tutti, propria di tutti, e sicuramente persone soprattutto di una certa età è possibile che non abbiano avuto questa possibilità e insomma questa è l'amarezza più grande, ecco, di questa situazione. E adesso ritorniamo alla vicenda che vi abbiamo raccontato già ieri di quel cittadino di Quinto di Treviso, siamo in provincia di Treviso, che ha acquistato una casa all'asta ma rischia di non poterci entrare perché non è chiara la proprietà della strada d'accesso. Adesso, dopo quella che è la storia in sé, ora sentiamo il parere di un esperto sulla vicenda. Un acquisto all'asta, la strada di accesso alla casa in via Fagarea, Quinto di Treviso, che l'acquirente scopre di non essere di sua proprietà. È una vicenda che abbiamo seguito nelle scorse ore, con il nuovo proprietario addirittura condannato. Una beffa, carte alla mano, gli sembrava tutto in regola per un tipo di operazione immobiliare che comunque è sempre molto complicato, nonostante la perizia possa essere stata fatta anche dal tribunale. Questa è l'entrata con la quale mi è stata venduto l'immobile
dal Tribunale di Treviso, perché sulla perizia c'è scritto chiaramente che l'ingresso è questo. Bisogna vedere le dinamiche di una causa, perché da quello che si è potuto capire dalla lettura che io ho fatto, comunque ha acquistato un bene all'asta, ed è vero. È anche vero che il lotto non è intercluso per il semplice motivo che ben 2 lati della proprietà confinano con una strada pubblica. A fare la differenza in questo caso è il fatto che la proprietà ha altri sbocchi sulla strada e l'accesso quindi potrebbe essere realizzato anche da altre parti. E le motivazioni, credo, del Tribunale siano proprio queste, nel senso non si può costituire una servitù coattiva nel momento in cui c'è già l'accesso alla pubblica via, che basta aprirci il varco. Di certo la situazione è complessa, le dinamiche molte, occorre capire cosa è stato chiesto dagli avvocati e poi il diritto di accesso è regolato da varie materie. Sicuramente c'è un perito, ci sono delegati alla vendita, ci potrebbe essere un notaio, quindi non è che si venda così a cuor leggero un fondo intercluso con tutti i sistemi che ci sono attualmente di controllo. Inevitabile un messaggio generale rivolto a chi affronta queste operazioni. Molta attenzione quando si compra all'asta. Bisogna guardarsi non solo la perizia, bisogna guardare bene anche i bandi, perché tante volte tra i meandri della perizia e dei bandi si capisce se quel lotto è accessibile o meno, ma d'altro canto è difficile anche, se non impossibile, perché un fondo intercluso non è vendibile. Torniamo a parlare di lupi, sempre più vicini ai centri abitati, come è accaduto a Cassola, ma attenzione, in questo caso è una fake news. Sui social la segnalazione diventa virale nel giro di poche ore. Hanno visto 2 lupi aggirarsi in centro a Cassola. Parte l'allarme, iniziano le condivisioni e la ricerca spasmodica di foto e informazioni che confermino la notizia. Notizia che invece viene smontata dai fatti. La segnalazione viene derubricata nel giro di una giornata a fake news, come conferma il sindaco Gianantonio Stangerlin. A me non risulta che ci sia stato questo avvistamento, nel senso non mi risulta confermato questo avvistamento, abbiamo fatto accertamenti del caso e non mi risulta. Poi tra l'altro ho visto anche che chi ha fatto la segnalazione sui social poi è stato anche in qualche maniera ripreso dai social stessi, insomma. Non ci sono immagini, non ci sono conferme, possiamo dire che comunque insomma al di là di questo episodio la presenza del lupo comunque nel territorio è un qualcosa che merita attenzione. Beh, sicuramente merita attenzione, però bisogna anche fare attenzione a non creare una psicosi, magari si vede un cane pastore o cose di questo tipo e lo si scambia per un lupo, quindi bisogna stare un po' attenti, ecco, a non creare allarmismi inutili, perché sono chiaramente deleteri, anche se come istituzioni siamo tenuti a vigilare su quello che succede sul territorio e quindi anche sull'eventuale presenza di animali di questo tipo. 500 i chilometri dei corsi d'acqua navigabili in Veneto saranno celebrati il prossimo 13 aprile nella prima giornata regionale del turismo fluviale veneto. Centinaia di chilometri delle vie navigabili storiche dei fiumi del Veneto attraversano città, borghi e parchi naturali, corsi d'acqua che verranno celebrati il prossimo 13 aprile nella prima giornata regionale del turismo fluviale veneto. Importante perché valorizziamo una nuova offerta turistica del territorio regionale, una nuova legge che è stata approvata in Consiglio e che ci permette di valorizzare tutto il territorio. Sono ben 500 i chilometri diciamo, navigabili nel nostro territorio, in tutta la regione Veneto, e ci permette di scoprire arte, cultura, natura, ma soprattutto enogastronomia. Fiumi quali il Brenta, il Sile, l'Adige e il Po stanno riscuotendo negli ultimi anni sempre più successo con un turismo lento e sostenibile. Attività come le crociere fluviali, canottaggio e rafting permettono di godere appieno dell'ambiente naturale, dimostrando così come sia possibile unire turismo, cultura e tutela ambientale. Si tratta di mettere in rete ben
16 prodotti turistici già attualmente esistenti, ma che oggi non sono diciamo collegati tra loro. Progetto in collaborazione con la società Infrastrutture Venete per una somma di 250.000 euro, a cui se ne aggiungeranno altrettanti nel corso del 2025. Devo ringraziare anche la consigliera Cestari per aver fatto questo progetto di legge che noi adesso stiamo implementando, non solo con le risorse ma anche con l'organizzazione, diciamo, della direzione turismo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con un aggiornamento di cronaca che arriva da Zevio, in provincia di Verona, dove i vigili del fuoco hanno ripescato in un canale il corpo del 90enne che era scomparso da casa lo scorso 20 marzo. L'auto dell'anziano residente a San Martino Buonalbergo era stata trovata nella vicinanza di Ponte Perez, che scavalca l'Adige. Erano così state avviate le ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile, che si erano avvalsi anche delle unità cinofile, dell'ecoscandaglio e dei droni per il sorvolo della zona. Le ricerche si erano protratte fino al 25 marzo, quando poi erano state sospese. Sul luogo dove è stato ritrovato il cadavere, vicino alla diga del canale Sava, sono intervenuti anche i carabinieri. E adesso l'economia, vi avevo annunciato in apertura, c'è la discussione sui dazi. L'ora X scatta domani 2 aprile, ma già la vigilia è una vigilia caldissima. Ieri c'è stato il crollo delle borse, in Europa si sono persi 245 miliardi, c'è molta preoccupazione tra le aziende ed è stato uno dei tanti temi che Christian Arboit ha affrontato ieri sera a Ring in un'intervista esclusiva con la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron. Sentiamone un estratto. Quello che fino ad ora è stato annunciato sono dazi relativi all'automotive, all'importazione di acciaio e di alluminio, e anche minacciato altri dazi su quello che è il Made in Italy e anche quello che riguarda i prodotti alcolici. Annunciarli o essere minacciati di avere altri dazi ha già, diciamo, in qualche modo dato qualche scossone al mercato, e quindi qualche preoccupazione attiva. Perché attiva? Perché diciamo che il mercato americano vale 7,3 miliardi, quindi è secondo dopo Germania e Francia. Dal 2019 ad oggi per il Veneto è cresciuto quasi del 30% l'export verso gli Stati Uniti. Per questo sono temi che in qualche modo ci preoccupano. Come reagire? Reagire muro contro muro non porta nulla di buono, quindi di questo ne siamo consapevoli noi e penso anche gli Stati Uniti. Facciamo un esempio: il Prosecco, le vendite del Prosecco negli Stati Uniti sono di circa 700 milioni di euro. Questo ovviamente è un valore per i nostri produttori, ma anche per i molti importatori americani che poi generano margine sul prodotto, pagano imposte, generano posti di lavoro. Per cui in qualche modo è una cosa che ricadrà anche su loro stessi, quindi l'augurio è che questa riflessione venga fatta. Sicuramente la domanda che io mi faccio è cosa possono fare le nostre imprese? Sicuramente ampliare il raggio d'azione e quindi guardare ad altri mercati oltre a quello americano, e le nostre imprese hanno iniziato a farlo anche ben prima dei dazi, quindi i nuovi mercati come India, come l'America Latina, come il Medio Estremo Oriente e anche all'interno della nostra stessa Europa, per cui non è facile aprire nuovi mercati, però io confido molto sulla grande capacità di reazione delle nostre imprese.
Ed è una vigilia di Vinitaly condizionata da quanto si saprà appunto domani, quando si conosceranno dove e quanto colpiranno i dazi annunciati dagli Stati Uniti. È bastato l'annuncio per condizionare sin da subito il mercato vinicolo, dichiara Stefano Bottega, presidente del gruppo vinicolo di Confindustria Veneto Est. Lo ha sottolineato la lettura congiunta dei presidenti dei 3 consorzi del Prosecco al ministro Lollobrigida, che partendo dall'effetto immediato dell'annuncio che ha già sospeso di fatto le spedizioni, ha richiesto un intervento diretto per arginare il rischio di penalizzare il nostro prodotto e tutto il Made in Italy. Per il solo Prosecco, per le 3 denominazioni, il mercato USA corrisponde ad oltre 150 milioni di bottiglie, pari a circa il 25% dell'export totale, per un fatturato di oltre 700 milioni di euro. Siamo molto preoccupati, continua Bottega, e io sono anche e lo sono anche i clienti americani, quello di cui parlava poco fa, l'avete sentita dal presidente Carrone. I ristoratori non hanno più bottiglie e si trovano ad un costo molto alto. Gli importatori non vogliono rischiare e quindi non ordinano, e tutto poi si ripercuote sulla filiera dei costi, da quelli di magazzino ai termini di pagamento, a quelli dei trasporti. E adesso a Belluno, per i 70 anni della Confartigianato Provinciale. Ospitata dal Teatro Dino Buzzati la cerimonia per il 70° anniversario della fondazione di Confartigianato Belluno, con la premiazione di 73 imprese con più di 50 anni di attività. Sono una storia molto lunga e quindi un momento importantissimo per fare un po' il bilancio e un po' anche capire in che direzione stiamo andando e quindi qual è il futuro delle imprese dell'artigianato. La cerimonia è stata occasione di parlare delle difficoltà del settore, visto negli ultimi 10 anni il calo in provincia del 16,7% delle imprese artigiane, a fronte del 10,5% regionale. Ribadita anche la necessità di politiche di sostegno per l'artigianato montano, tra cui la defiscalizzazione e l'istituzione di un assessorato veneto per la montagna, sul modello di quanto già fatto in altre regioni. Nonostante i numeri che sicuramente danno un segnale di difficoltà, noi abbiamo uno slogan per oggi: 70 anni di testa, mani e cuore. Altro tema affrontato è stato quello delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con la speranza ci sia uno spazio per le eccellenze artigiane, auspicando che l'evento possa diventare un'opportunità per il territorio. Oggi è l'occasione per ribadire l'importanza di questo grande segmento per l'economia e per la società che è l'artigianato. E allora torniamo a parlare di dazi, di economia, e lo facciamo insieme al vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Gianmichele Gambato. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, parliamo dei dazi. Abbiamo parlato del lunedì nero delle borse europee, bruciati 245 miliardi e i dazi devono ancora essere effettivamente applicati. Bastano gli annunci, bastano le minacce per creare scompiglio, preoccupazione ed effetti concreti, perché quanto accaduto nelle borse è un effetto concreto. Beh, per fortuna oggi va un pochino meglio, la borsa si sta riprendendo un attimino, però non sono allarmismi inutili. Il problema di questi dazi è che incidono pesantemente sulla situazione italiana. Abbiamo visto ieri pubblicati i dati del Veneto, parliamo di oltre 7 miliardi di export verso l'America. Abbiamo visto le dichiarazioni oggi della von der Leyen, che dice dobbiamo muoverci su 3 punti fondamentali, quindi cercare un accordo, cercare nuovi mercati e promuovere il mercato interno. Quindi non è un allarmismo qualunque, non è che il mondo si muove su emozioni, ci sono delle preoccupazioni molto importanti e molto forti, sulle cui conseguenze ancora non c'è una linea molto chiara, quindi effettivamente la situazione non è tranquilla. A questo sommiamo anche le dichiarazioni di ieri del governatore della Banca d'Italia, che in qualche maniera, in modo molto pacato, ma ha tracciato uno scenario sicuramente non confortante e non semplice, e quindi anche l'aspettativa della riduzione dei tassi di interesse attesa per il mese di aprile probabilmente non ci sarà. Quindi effettivamente la situazione non è proprio così tranquilla.
Ecco, voi come Camere di Commercio avete fatto una stima o comunque qual è il quadro che si prospetta da qui ai prossimi mesi per quella che è la vostra realtà territoriale, chiaramente? Ma guardi, i dati che noi abbiamo sono questi. La provincia di Venezia ha un export verso gli Stati Uniti d'America di circa il 10% del suo export complessivo, stimato in circa 450 milioni, mentre per quanto riguarda la provincia di Rovigo, l'altra provincia che fa parte della Camera di Commercio, ha un export verso gli Stati Uniti del 4% per un totale di circa attivi, trattandosi di 2 province. Va bene, questo è l'effetto diretto ovviamente verso l'export, però va anche stimato quelli che possono essere gli effetti indotti, perché i dazi non colpiscono solo l'Italia o solo il Veneto, colpiscono anche altri paesi e altre Europe con cui noi abbiamo dei rapporti commerciali, quindi è da capire oltre all'effetto diretto anche l'effetto indotto. Sì, perché quello che veniva detto era anche dovessero, perché ricordiamo che tra le tante supposizioni che erano state fatte erano anche quelle di dazi mirati e con una certa selezione, quindi rispetto a determinati paesi e a determinati prodotti, ma si diceva anche se l'Italia dovesse in qualche modo, passatemi il termine, salvarsi dall'applicazione dei dazi, ma questi dovessero interessare il mercato tedesco, il mercato francese, comunque avrebbero delle ricadute anche sulla nostra realtà. Assolutamente sì. Allora guardi, non dimentichiamo che va bene, il surplus commerciale con l'America fra Italia e Germania è di circa 150 miliardi, di cui più o meno, europeo, di cui più o meno 40 miliardi per l'Italia e 80 miliardi per la Germania. È evidente che avendo noi un interscambio commerciale molto importante con la Germania, qualunque azione che vada a colpire la Germania ovviamente si ripercuote sull'Italia. Secondo aspetto non secondario, quando viene colpito l'automotive, non dimentichiamo che l'automotive già di per sé in crisi comunque è un driver, va bene, su altri processi e altre attività industriali legate al manifatturiero. Oltretutto abbiamo la Cina che ha un surplus produttivo e quindi cercherà mercati di sbocco a prezzi molto bassi, quindi tutto questo crea uno scenario che va visto su una scala globale. Si dice le imprese vanno accompagnate nella ricerca di nuovi mercati, ne aveva parlato la Presidente Carron, questi nuovi sbocchi economici ma che richiedono del tempo per creare quei rapporti che portano poi ad una crescita reciproca. Non è così immediato e così semplice. No, non è così immediato nemmeno così semplice, però anche su questo ovviamente vanno cercati nuovi mercati, ma non dimentichiamo 2 cose, 2 numeri fondamentali. L'America rappresenta quasi il 25% del PIL mondiale, la Cina circa il 16%, l'Europa complessivamente circa il 14-15%, quindi comunque vanno cercati anche altri mercati, non è sostituibile il mercato americano, vale un quarto del mercato mondiale. La speranza della Presidente Carron è che anche gli americani si rendano conto di quelli che sono gli effetti negativi per la loro economia, come la vede? Ma guardi, quello che io spero è che la politica del Presidente degli Stati Uniti non è fino ad oggi stata molto lineare negli annunci, va bene? Quindi la speranza è che nel breve periodo si accorga che tutto questo si trasformerà in un incremento dei costi per la popolazione, perché poi i dazi è un incremento di tassazione e che quindi questo alla fine rischia di colpire anche l'economia americana e che questo possa portare a una revisione delle politiche degli Stati Uniti, almeno quelle sul piano commerciale, perché poi l'economia è globalizzata e tutto questo, questa destabilizzazione alla fine ricadrà anche sugli Stati Uniti, quindi la speranza è che ci possa essere una visione un po' diversa. Ma le nostre imprese possono permettersi questo tempo necessario per l'America per rendersi conto che non è questa la strada percorribile?
Ma guardi, il manifatturiero italiano è un manifatturiero molto importante che ha delle caratteristiche e delle peculiarità di eccellenza, va bene, ma soprattutto la sua dimensione e la sua struttura ha una adattabilità, come si dice, al contesto molto importante. Soffrirà di questa situazione, ma poi nel medio periodo riuscirà ad uscirne. Per le sue caratteristiche quello che viene chiamato il made in non è sostituibile. I nostri prodotti, l'eccellenza che rappresentano i nostri prodotti non pagheranno lo scotto che si teme ora alla vigilia? Ma guardi, allora c'è sempre un impatto immediato, va bene, su queste cose qua, c'è sempre un rapporto di emotività, poi diciamo nel periodo c'è una adattabilità, ci sono delle variabili in gioco, ci sono altri mercati e c'è una capacità del sistema italiano di adattarsi al contesto e quindi adattare il prodotto e adattare le cose. D'altronde non pensiamo che i dazi incidono, va bene, in termini economici, ma facciamo l'esempio che il dollaro avesse avuto delle fluttuazioni al ribasso, avrebbe avuto comunque un effetto negativo sui mercati, quindi c'è comunque il mercato ha comunque degli strumenti di autoregolazione. Ovviamente adesso i dazi del 25% su alcuni prodotti, non è ancora chiara la politica americana sull'intero processo economico, perché un giorno si dice una cosa, un giorno si dice un'altra. Il mercato ha bisogno di stabilità. Questo è il punto fondamentale. Gli imprenditori hanno bisogno di sapere quali sono le regole certe del gioco. Poi, una volta che c'è uno scenario chiaro, avranno anche le capacità di reagire al contesto complessivo, forti delle loro capacità produttive, delle loro potenzialità, ma soprattutto della loro unicità. Abbiamo dei prodotti che non sono sostituibili sul mercato. Diciamo che gli imprenditori un po' ci hanno hanno preso le misure in queste situazioni di incertezza, vuoi nel post pandemia, vuoi dopo la guerra in Ucraina, cioè questo clima di incertezza sta caratterizzando questi ultimi anni e diciamo che si aggiunge anche il tema dazi, però quella resilienza a cui si faceva riferimento prima con la Presidente di Confindustria Veneto Est è un po' una caratteristica dei nostri imprenditori. È una caratteristica e una forza. Sono passati dal 2010 al credit crunch, hanno superato la pandemia, hanno superato il caro energetico che ancora persiste dovuto alla guerra in Ucraina. Sono sicuro che sapranno affrontare anche questa situazione e sapranno uscire a testa alta, forti delle loro capacità produttive e forti del loro prodotto. Come stanno le imprese del territorio che lei rappresenta in questo momento storico dove non ci sono solo i dazi a pesare nella progettazione, nella programmazione delle imprese e anche in quello che è il guardare al futuro, l'investire nel futuro? Ma guardi, anche questo va ovviamente visto da settore a settore. Comunque, per tracciare una linea un pochino generale, diciamo che si sta vivendo un momento di incertezza che non è solamente i dazi di oggi, ma è anche la crisi che sta attraversando la Germania ormai da oltre un anno e mezzo, dovuto al caro energia. Quindi c'è una situazione di attesa e di incertezza, di instabilità dei mercati che già comunque persisteva e che in qualche maniera ha creato un rallentamento agli investimenti. Ovviamente adesso la politica dei dazi americana crea un ulteriore aggravio di questo aspetto, va bene? Quindi il mercato in questo momento è abbastanza statico, è abbastanza fermo ed è in attesa di capire quali sono le regole del gioco. Comunque, d'altro lato c'è comunque, mi scusi, un punto di forza che abbiamo anche una struttura finanziaria molto importante e molto solida e questo non è banale. Voi aspettate come imprese una risposta con una voce unica da parte dell'Europa in risposta al tema dei dazi? Ma l'aspettativa è che ci sia una politica unica europea. Trump in America ha creato questo slogan, il famoso MAGA, Make America Great Again. Fosse il caso che noi coniamo il MEGA, Make Europe Great Again. Se lei dovesse
tracciare la strada da qui ai prossimi mesi delle imprese venete, delle imprese del territorio di Venezia e Rovigo, che strada pensa che dovranno percorrere? Cioè, questo aprirsi agli altri mercati è già di fatto iniziato? È davvero la strada che voi consigliate, che voi invitate a percorrere, o è ancora il momento, la fase di attendere, di capire cosa succederà? Guardi, la linea di aprire ad altri mercati è valida a prescindere, esatto, perché questo fa parte di una politica di crescita delle imprese. Per quanto riguarda il contesto attuale, visto che comunque i dazi dovranno essere applicati domani 2 aprile, va bene, e ci sono delle prese di posizione almeno verbali abbastanza chiare da parte dell'Europa, direi che capire nei prossimi giorni quali saranno le evoluzioni, se ci saranno degli incontri col Presidente degli Stati Uniti d'America, e capire se ci possono essere delle linee di intesa o delle strategie che diano una certezza quantomeno delle prospettive, credo che sia inevitabile. E allora ci diamo appuntamento da qui a qualche settimana, Vicepresidente, per capire l'evoluzione, perché la situazione è in continua evoluzione, si attendono questi passi indietro, si attende una revisione da parte del Presidente americano e si attende poi chiaramente alla risposta dei singoli paesi e dell'Europa come organo unico a questi dazi americani. Grazie davvero a Gian Michele Gambato, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Grazie davvero, e questo era insomma l'analisi ulteriore da parte delle imprese del territorio su quelle che sono i dazi, le incertezze, perché questa è probabilmente in questo momento la parola chiave, capire cosa succederà e quali saranno effettivamente le ricadute nella produttività e nei rapporti, nell'export per le nostre aziende in conseguenza ai dazi americani, e capire se poi i settori ai quali verranno applicati si apriranno rispetto a quelli che sono al momento sulla carta. Voltiamo pagina, parliamo di autismo in vista della giornata internazionale. A Treviso quasi 100 nuove diagnosi nell'anno scolastico 2024-2025, dati emersi nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto Camminata in Blu, una passeggiata per sensibilizzare e promuovere l'inclusione. Nella provincia di Treviso ogni mese vengono diagnosticate tra le 10 e le 12 nuove situazioni di autismo, in aumento rispetto agli anni scorsi. In Italia si stima che un bambino su 77 nella fascia 7-8 anni venga diagnosticata una sindrome di autismo. Quindi è in aumento però abbiamo anche una consapevolezza con i servizi che è diagnosticato per tempo, e quindi con un lavoro fin da piccoli si riescono ad ottenere grandi risultati nella relazione e nell'autonomia, nello sviluppo dell'autonomia della persona. Lisa Loschi, coordinatrice del Centro Riferimenti Regionale Autismo di Treviso, espone i dati relativi ai bambini e ai ragazzi. Per quanto riguarda i vari gradi scolastici si contano 133 diagnosi relative alla scuola dell'infanzia, 494 alle primarie, 259 alle medie ed infine 176 alle scuole superiori. Per quanto riguarda gli adulti seguiti dal centro di riferimento sempre nella Marca, sono in totale 501, 219 nel distretto di Treviso, 186 Pieve di Soligo e 96 Asolo. È fondamentale lavorare con le famiglie, spiega l'assessore Tessarolo, e realizzare progetti di inclusione, fra questi quello promosso dall'amministrazione comunale che coinvolge commercianti e associazioni. Li abbiamo messi insieme con questo progetto. Allora era formazione, oggi abbiamo un momento invece in condivisione. Allora le associazioni per l'autismo spiegavano come accogliere le persone nelle attività commerciali, oggi le attività commerciali si vestono di blu invece nella giornata promossa dalle associazioni. Domenica 6 aprile alle 9 si svolgerà la Camminata in Blu e non solo, una passeggiata attraverso le vie di Treviso per sensibilizzare e promuovere l'inclusione. A rendere ancora più speciale questa giornata l'adesione dei commercianti al progetto Welcome Blu, con le vetrine dei negozi che si vestiranno a tema tinteggiate di blu. Battendo anche il maltempo, gli aquiloni sono tornati a volare nel cielo di Rosà.
La danza nel vento degli aquiloni ha tenuto anche quest'anno tantissimi occhi e nasi all'insù. La 16ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni a Rosà ha superato anche le incertezze meteorologiche. La giornata di domenica ha avuto le condizioni ideali, con il cielo quasi sgombro di nubi e una brezza che ha fatto librare in aria le spettacolari realizzazioni degli oltre 100 artisti arrivati da 16 paesi del mondo, Europa, Asia e America. Le grandiose installazioni raffiguranti personaggi dei fumetti hanno fatto da scenario alle esibizioni di aquiloni statici e acrobatici, ai laboratori di musica e danza, per la gioia di grandi e piccini che hanno potuto anche imparare a costruire alcuni aquiloni. Ospite speciale di questa edizione è stato Lakum Nitesh Kumar Chanalal, artista proveniente dall'India, paese che vanta una tradizione secolare in materia di aquiloni. L'evento, organizzato dalla Proloco di Rosà e sostenuto dal Comune, ha goduto anche quest'anno del supporto di molte associazioni e volontari del territorio. In chiusura vi ricordo la Coppa del Re che torna stasera in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21:30 con il secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad dopo l'1-0 dell'andata a favore dei Blancos. Domani sempre alle 21:30 l'altra sfida di semifinale, ad affrontarsi Barcellona e Atletico Madrid, protagoniste dello spettacolare 4-4 dell'andata. Noi siamo in chiusura, ringrazio Alessandro Granzera e Francesca Pezzo in regia, io vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi al documentario Borgo Italia e al film La ragazza senza nome. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.